Buongiorno, sono le 15:10, con un po' di ritardo eccoci ancora in diretta dopo questa settimana di pausa per la festività di Ferragosto. Siamo in compagnia di un ospite e lo presento subito, Alessandro Zaltron di Libriamo 2010 che, lo ricordo subito, è un festival letterario, il più importante del Veneto, si svolgerà a Vicenza dal 27 al 29 di agosto. Diciamo solo, intanto poi ne parleremo nell'ultima parte di questo nostro spazio informativo, diciamo solo qual è il tema di quest'anno. Sì, il tema è Giovanni Comisso, un autore molto famoso, ma forse anche di cui c'è bisogno di recuperare memoria, e dopo spiegheremo in che modo lo omaggeremo in questo festival. Certo, con tantissime iniziative, questo lo anticipo già, quindi sarà un'occasione ecco, per passare una giornata, delle giornate sicuramente interessanti a Vicenza. Noi tra l'altro siamo media partner di questo evento, sì, e ne siamo sicuramente molto orgogliosi. Allora a tra poco ne parleremo in maniera più approfondita. Intanto cominciamo dalla cronaca purtroppo tragica, quella che ha messo in lutto un'intera diocesi, la diocesi di Belluno, con l'uccisione di uno dei suoi sacerdoti più conosciuti, più amati. Un uomo si è costituito oggi per l'uccisione di Don Francesco Cassolla, appunto, di 55 anni, parroco della chiesa di San Martino di Longarone, avvenuta l'altra notte sulla Murgia barese. L'uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri, un elemento che avvalora l'ipotesi dell'omicidio per errore. Il sacerdote, avvolto in un sacco a pelo, sarebbe stato scambiato per un cinghiale, un'evenienza drammatica. La morte di Don Francesco naturalmente è stata accolta con sgomento nella sua comunità di Longarone, dove c'è per noi Francesca Iuculano. Ciao Francesca. Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio anche al tuo ospite, a tutti i nostri telespettatori. Sì, qualcuno piange. Quali sono i sentimenti con cui viene vissuto questo momento di dolore? A Longarone qualcuno piange Alberto, altri sono increduli, tutti ripetono, sono senza parole, non so che cosa dire. Longarone interamente è stata colpita inaspettatamente da questa notizia, dalla morte appunto di Don Francesco Cassol, parroco dal 2006, insieme a Don Giuseppe Bortolas, e tutta la città è a dir poco frastornata. Sara Antoniacomi, abbiamo sentito, uno dei capiscout del gruppo di Longarone, di cui il sacerdote era assistente spirituale, dice che l'hanno saputo proprio alla fine della messa ieri, li ha avvicinati un nostro amico, li ha raccolti in chiesa, ha raccolti i ragazzi in chiesa e ha dato loro questa bruttissima notizia. Ultimamente i ragazzi erano sempre molto molto vicini a Don Francesco Cassol, che aveva una vera e propria passione per i giovani, era infatti diventato anche presidente di tutto quanto la GESCI, ce l'hanno ricordato in più occasioni. Ecco, oltre a loro abbiamo sentito anche molti parrocchiani, non solamente i ragazzi ma anche le persone un po' più attempate, erano molto affezionate a questo parroco che sembrava essere un amico per tutti, un amico di tutti, una persona che era presente giorno dopo giorno all'interno delle vite dei suoi parrocchiani. Quindi ecco, ha lasciato un grandissimo parroco vuoto. di Longarone, Francesca, ma ricordiamo Don Francesco Cassolla era anche delegato vescovile per la pastorale della diocesi di Belluno, quindi diciamo è una morte che sicuramente lascia attonita tutta la diocesi di Belluno. Certo, infatti abbiamo sentito anche il vescovo della diocesi di Belluno, Monsignor Giuseppe Andric, che ha ricordato tutto quanto ciò che ha fatto per comunità come quella di Longarone, ma non solo, per Igno, Ospitale, per la comunità di recupero di tossicodipendenti all'Andris, di Sedico, per l'Africa lontana, in cui lui era costantemente impegnato. Il vescovo appunto ha ricordato tutte quante le cose che lui faceva, non ultime appunto anche questi continui cammini di spiritualità, il cammino delle Dolomiti, che è un'esperienza che è stata concepita dal vescovo Savio, ma che poi è stata portata avanti da Don Francesco in modo parallelo a tantissime altre esperienze di livello nazionale ed internazionale che lui portava avanti proprio nella diocesi bellunese. Quindi un vuoto davvero incolmabile, ce l'ha ricordato anche Don Lorenzo Dell'Andrea, che è il direttore di Telebelluno, con cui Don Francesco Cassolla aveva
collaborato più volte, perché ci ha ricordato che era anche un brillante giornalista. Certo, Francesca, ti ringrazio, grazie del lavoro che stai facendo, grazie a te e alla collaborazione con Telebelluno. Tra l'altro sentiremo questa sera nel telegiornale 19 anche la viva voce di questo sacerdote prematuramente scomparso. Continuiamo con la cronaca. La polizia, nell'ambito di una serie di controlli interforze nella località balneare di Jesolo, ha identificato e indagato 2 italiani di 25 e 29 anni trovati in possesso di una modesta quantità di hashish, ma anche di innocue pasticche composte da un miscuglio di farina e gesso, destinate probabilmente alla vendita come stupefacenti per i giovani frequentatori delle discoteche. E i carabinieri di Vedelago, in provincia di Treviso, hanno arrestato 2 albanesi accusati di rapina aggravata nei confronti di un magrebino percosso e ora ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Gli arrestati sono Elvis Fata, 26 anni, residente a Castelfranco, e Clodian Prela, 27 anni, residente a Vedelago. Detenevano nella camera d'albergo cocaina, hashish, coltelli e pugnali e tra l'altro un passamontagna con una pistola giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. Yuri D'Alessandro, 25 anni, e Jacopo Maresca, 21, entrambi di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, sono stati arrestati dai carabinieri di Eraclea e da un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donà di Piave, allertati dal loro andiriviene. Passiamo alla politica. Ho poca fiducia sull'efficacia del fatto che si vada in Parlamento con i 5 punti, lo ha detto oggi il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando la proposta del Premier di proporre alle Camere la fiducia su 5 punti non trattabili per il rilancio dell'azione dell'Esecutivo e per il ricompattamento delle forze nella maggioranza. Fine agosto, tempo di bilanci per il turismo balneare che ha segnato un'estate difficile per le spiagge italiane, Campania e Calabria in testa, meno invece per quelle del nord-est, dove le brutte prospettive del mese di giugno, che ha registrato un 15% di presenza in meno di turisti sotto gli ombrelloni, si sono rovesciate in luglio con un secco più 5% di risalita sullo scorso anno. Questi dati forniti dalla SIB, il Sindacato Italiano Balneari, che sta ancora elaborando i dati di agosto. A livello nazionale non c'è da consolarsi perché si profila un calo a 2 cifre nella settimana di Ferragosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per alcune delle principali località di mare. Veneto e Friuli, insieme a Versilia e Liguria, hanno fatto registrare un calo fino al 10% nella settimana di Ferragosto, che tradizionalmente segna il clou dell'estate. Sul calo, oltre alla crisi e alla minore propensione alla spesa degli italiani, ha inciso molto anche il maltempo. I resti di un soldato della Prima Guerra Mondiale sono stati trovati sotto le pendici del ghiacciaio della Marmolada. Dai primi rilievi dovrebbe trattarsi di un militare dell'esercito italiano. Il ritrovamento è stato effettuato da un appassionato ricercatore di reperti bellici della provincia di Belluno, che ha avvistato i resti umani a quota 2800 metri sul versante trentino della montagna e ha avvertito i carabinieri di Canazzei. Lo scheletro è stato quindi trasportato a valle, dove verrà tumulato nell'ossario militare del Passo Pordoi. Libriamo è il festival letterario di Vicenza, il più importante del Veneto. Si tiene nell'ultimo weekend di agosto nei suggestivi chiostri di Santa Corona e in altri luoghi della città carichi di particolare fascino. Nato 5 anni fa con l'intenzione di avvicinare potenziali lettori alla lettura, Libriamo ha visto la partecipazione di autori come Andrea De Carlo, Tim Perkins, Corrado Augias, Camilla Baresani, Antonia Aslan, Maurizio Ferraris, Isabella Bossi Fedrigotti, solo per fare alcuni nomi, e noi ne parliamo con Alessandro Zaltron, appunto di Libriamo 2010, che è qui con noi in studio. Buongiorno. Abbiamo anticipato il tema in grande sintesi, dunque ricordiamolo ancora, e perché questo tema? Sì, ricollegandoci alla cronaca, si parlava del ritrovamento di un soldato della Prima Guerra Mondiale, entriamo subito in medias res, come si dice,
felice perché l'omaggio di quest'anno reso da Libriamo è a Giovanni Comisso, il cui libro forse più famoso è Giorni di guerra, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario dalla pubblicazione, e che è appunto un diario scritto in prima persona di Comisso, soldato durante la Grande Guerra. Abbiamo deciso di omaggiare Comisso perché ormai da alcuni anni c'è un filo conduttore all'interno del Festival Libriamo che caratterizza la maggior parte degli appuntamenti. L'anno scorso è stato Goffredo Parise, scrittore vicentino molto famoso per il Prete Bello soprattutto, e quest'anno abbiamo Giovanni Comisso, che è stato Pigmalione di Parise e è molto amico anche di Parise, quindi c'è una sorta di continuità fra i due autori. Questo omaggio si declina in una serie di attività, abbiamo degli itinerari letterari che l'anno scorso erano impegnati solo sull'opera di Parise, quindi veniva proposta una visita della città di Vicenza usando le pagine di Parise come una sorta di guida turistica. Quest'anno useremo anche le pagine del carteggio fra Parise e Comisso. Abbiamo un workshop di scrittura creativa in cui verranno utilizzate le opere di Comisso per imparare a scrivere l'autobiografia, la propria biografia personale, partendo dall'esempio proprio di Comisso. Abbiamo un concorso letterario nazionale che si intitola La mia vita con gli animali, proprio perché Comisso ha dedicato dei racconti molto belli, molto gustosi proprio ad alcune figure di animali, e quindi diciamo gli omaggi sono molti. Avremo anche una tavola rotonda, però non paludata, non accademica, ma abbastanza informale, con degli esperti comunque della vita e dell'opera di Comisso, e quindi ci saranno una serie di declinazioni. Certo, ecco, 3 giorni di festa letteraria che si svolgono, ricordiamo, venerdì, sabato, domenica, e che iniziano venerdì 27 agosto alle ore 17. Voi vedete in sovraimpressione anche l'indirizzo del sito web, dove peraltro è possibile scaricare il programma dettagliato con tutti gli incontri che ci sono. Si inizia con un'esposizione dell'editoria di qualità. Che cosa significa editoria di qualità? Dovremmo aprire un dibattito molto articolato. Mi limito a dire che è uno dei perni di Libriamo, cioè nei chiostri di Santa Corona, che è un posto bellissimo proprio in centro a Vicenza, noi abbiamo questo spazio sotto il porticato in cui gli editori, che a nostro avviso rappresentano il meglio dell'editoria in Italia in questo momento, espongono una selezione delle loro opere, quindi sarà possibile tranquillamente visitare. È uno dei tanti appuntamenti gratuiti, perché Libriamo ha praticamente tutti gli appuntamenti a entrata libera, a parte il corso di scrittura creativa ovviamente, e quindi sarà possibile visitare questa esposizione di editori da noi selezionati. E poco dopo verrà aperta invece la mostra dei carnet di viaggio, che è un altro appuntamento ormai consueto di Libriamo. Di Stefano Faravelli. Sì, che è uno dei Faravelli, appunto, è sicuramente in Italia il maggior professionista di questa forma di espressione particolare, cioè il taccuino di viaggio, no? Disegnato con appunti, e anche qui ci sarà un collegamento con Comisso, perché esporremo i taccuini relativi ai paesi in cui Comisso è stato e di cui ha scritto. Certo, io sono molto attratto tra l'altro da questo aperitivo a tutto libro. Sì. Che cos'è? Allora, diciamo che questa chiacchiere con i libri, con chi i libri li fa e li consuma, ecco, questa è una cosa molto questa è una partnership con un'associazione molto vitale di Vicenza che si chiama Spritz Letterario, ed è una partnership che è iniziata lo scorso anno e che permette agli appartenenti a questa associazione, che abitualmente si ritrovano per leggere opere e altrui e proprie, e si trovano appunto davanti a uno Spritz, da qui il nome di Spritz Letterario, di proporre una serie di attività. Un'altra molto interessante proposta da loro sarà il trivial letterario, quindi una sorta di concorso con domande a premi legato proprio agli autori. E poi, per chi è amante degli spritz, quest'anno abbiamo introdotto anche lo spritz bianco, quindi uno spritz analcolico gratuito offerto alle 19:30 nei chiostri di Santa Corona, prima degli incontri con gli autori emergenti del territorio. Ecco, una mescolanza che mi sembra molto interessante tra pagine letterarie e diciamo vita normale. L'aperitivo in fondo non è
semplicemente un momento in cui si beve qualcosa, un momento in cui si scambia delle idee. Ecco, questa storia ormai datata di 5 anni di questa sorta di festival, di festa letteraria, che cosa ha insegnato da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione anche del pensiero attraverso il libro? Ma quello che hai appena detto tu è molto corretto, cioè Libriamo si è proposto di demistificare l'oggetto libro, no, che viene da taluni visto come una sorta di feticcio inavvicinabile, con una serie di attività, diciamo anche ludiche o ricreative, ma comunque sempre rigorose, che avvicinino il lettore al libro senza quel senso, no, di inferiorità, di sudditanza psicologica o culturale. Ed è un'esperienza che ha funzionato. Abbiamo visto l'anno scorso l'iniziativa, per esempio, degli itinerari letterari, a cui abbiamo fatto fatica a dare adesione a tutte le persone che ci hanno richiesto di partecipare, perché era un modo per rivivere le pagine di un autore locale, però girando nella città, quindi decontestualizzando dal suo solito, no, dalla biblioteca o dal luogo un po' polveroso di cultura. Quindi l'obiettivo di Libriamo, che si era prefisso all'inizio, cioè di portare i libri, gli autori e la cultura in piazza, sta funzionando alla luce di questi 5 anni. Alessandro, abbiamo detto tante cose, chiudiamo, poi avremo l'occasione anche nei prossimi giorni, tra l'altro, di approfondire anche i vari aspetti di questa singolare iniziativa. Chiudiamo con il Dulcis in Fundo di venerdì sera, ecco, sì. Ore 21. Sì, nei 3 giorni serali abbiamo, diciamo, gli autori di punta. Venerdì avremo Petros Markaris, che è un autore greco che farà tra l'altro tappa solo a Vicenza e solo per noi, viene appositamente, poi ripartirà il giorno seguente, che è uno sceneggiatore molto famoso, ha scritto diversi film per Theo Angelopoulos, che sono stati anche premiati abbondantemente, ma è anche autore in proprio, ha creato la figura di questo commissario ateniese di polizia che si chiama Kostas Karitos, e la particolarità è che l'incontro verrà presentato da Andrea Di Gregorio, che è il traduttore italiano proprio di Markaris. Certo, benissimo, allora non perdetevi questa edizione di Libriamo 2010, ricordo ancora, prima giornata venerdì 27 e lo vedete in sovraimpressione. Se volete il programma dettagliato lo potete scaricare da internet, da questo sito www.libriamo-vicenza.com. Grazie ad Alessandro Zaltron, grazie ai telespettatori per averci seguiti. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:30 e poi questa sera alle 19. Buona continuazione di giornata.